Allora, ciao a tutti, iniziamo l'incontro di oggi, rientra nelle iniziative di informazione e mobilitazione che come coordinamento Comitato No Nucleo No Scorie stiamo organizzando in preparazione alla giornata No Scorie Day che si terrà il 7 luglio con manifestazioni nei capoluoghi sardi. Perché questo incontro? A seguito della direttiva europea Euratom, la Sogin, società che gestisce gli impianti nucleari, diretta dal generale Gin, ex comandante NATO, collaboratori militari di Cossiga, presentava nel dicembre scorso all'ISPRA, Istituto Sanitario Protezione e Ricerca Ambientale, il progetto per lo stoccaggio delle scorie nucleari delle ex centrali dismesse e ha individuato tra i vari siti idonei la Sardegna. L'ISPRA esprime il parere e lo comunica al Ministero Ambiente e Governo. Tutta la procedura è coperta dal segreto di Stato che coinvolge anche la protezione civile, doveva concludersi entro aprile. Nel 2003 c'è stata una prima proposta analoga che è stata respinta dalla mobilitazione popolare. Nel 2011 con un referendum consultivo ci siamo espressi contro il nucleare, lo stoccaggio e il transito di scorie in Sardegna. Oggi a distanza di 4 anni il governo vuole imporre questa scelta contro la volontà popolare. Ricordiamo che le centrali nucleari e lo smaltimento dei residui sono a carico di tutti i cittadini e nella bolletta elettrica, alla voce A2, oneri del sistema. Inoltre il costo del kilowattora dell'energia nucleare è impossibile da valutare. Il governo Prodi aveva approvato un piano per le energie rinnovabili che prevedeva finanziamenti per la costruzione di campi fotovoltaici, elettrogeneratori e biomasse gestite da multinazionali anche straniere. Questa energia costava il triplo rispetto a quella attuale. L'alternativa era il mini eolico fotovoltaico o mini fotovoltaico, microgeneratori con consumi certificati in bolletta. La Sardegna subisce un'occupazione militare di 160.000 ettari e non può accettare un'altra servitù. Occorre sviluppare la mobilitazione popolare contro questo ennesimo provvedimento coloniale, perché in questa lotta abbiamo una responsabilità generazionale. Rischiamo di consegnare la Sardegna alle generazioni future non solo con le basi militari ma anche radioattiva. Questo concetto della responsabilità generazionale oggi, alla vigilia del 25 aprile, è molto attuale. Se consideriamo che è uno dei principi per i quali i partigiani, e tra loro c'erano anche dei sardi pluridecorati per aver partecipato alla resistenza internazionale, hanno combattuto per garantirci la conquista delle libertà sindacali, sociali e diritti civili. Oggi il potere invita alla smobilitazione, a sospendere la lotta, perché non c'è niente di certo. Noi diciamo che dobbiamo continuare con le iniziative di lotta, per tenere alta la vigilanza popolare anticolonialista, perché anche se il deposito di scorie lo dovessero installare in continente, lotteremo in segno di solidarietà con chi lo subisce, come quando scendiamo in piazza contro la guerra. Va bene, ora passo la parola a Nicola e a Bustiano per la loro reazione attraverso le slide diapositive. Buonasera a tutti, ringraziamo il Comitato Non Nuclei di Nuoro per questo invito, per questa partenza di questa nostra avventura che un po' si ripete, è una cosa che con Bustiano abbiamo fatto 4 anni fa per il referendum e abbiamo girato un po' tutti i posti della Sardegna per sensibilizzare le persone. La nostra idea è quella di sensibilizzare le persone, di quella di dargli degli strumenti per poter discutere, per poter comunicare e per poter anche confrontarsi con chi purtroppo esistono, con chi è d'accordo per queste scelte scellerate. Io vorrei partire da una notizia che ho letto stamattina, dove
su un giornale del Sud Italia, dove riportavano la condanna di una persona, di un giornalista che aveva scritto un articolo dove diceva che il latte dell'Irpinia era tutto inquinato di diossina. L'hanno condannato perché la notizia non era esattamente così, ma era stato identificato un allevamento, ma ha creato un danno economico spaventoso a tutta l'economia del latte della zona. Parlare di deposito di scorie nucleari implica questo tipo di pericolo. Cioè, se il deposito di scorie nucleari viene posizionato, viene localizzato in una zona a produzione agricola, cosa vieta che qualcun altro faccia un'operazione del genere? Questo è uno dei motivi per cui io questa volta mi sto impegnando di nuovo per portare avanti la conoscenza del problema. Avanti, quello di sotto. Beh? Ok. Allora, Franceschino ha fatto un po', diciamo, il riassunto del meccanismo che c'è stato. L'Unione Europea ha deciso che gli Stati si devono dotare di un deposito unico delle scorie nucleari. Per estensione, lo Stato italiano ha deciso di fare un deposito unico di tutto, cioè di tutti i tipi di materiale radioattivo, anche quelli provenienti da attività non di produzione energetica, perché l'Italia, ricordiamo che dal 78 che non produce energia elettrica con le centrali nucleari. Era prevista l'uscita della carta delle aree potenzialmente idonee a gennaio, è stata rimandata di nuovo, ancora oggi è stata rimandata evidentemente per motivi elettorali, e soprattutto per fare in maniera che i vari comitati locali non si possano organizzare, non abbiano un orizzonte verso cui, l'orizzonte politico per la lotta. L'ente che si occupa della localizzazione a grandi linee del deposito è l'ISPRA, che è l'ente nazionale che si occupa della protezione dell'ambiente. Allora, l'ISPRA infatti doveva entro il 1° consegnare la mappa delle zone, e dopo vedremo quali sono i criteri, e la mappa è stata consegnata ma è stata secretata. La Sardegna c'entra per motivi ovvi, c'entra perché è una zona a poca rilevanza sismica, perché è poco popolata, e vedremo più avanti, ci mostrerà anche delle carte di quali sono le situazioni già delle servitù attuali presenti. Quindi abbiamo detto, questi sono i passaggi, noi dovremmo essere già qui, in realtà è stato tutto spostato e si parla del 2016 come data di identificazione del luogo. Il meccanismo che il governo italiano propone è quello di una consultazione popolare, cioè vanno a chiedere se c'è qualcuno disponibile. In realtà è una cosa che stanno già facendo e stanno andando a cercare i posti più poveri. Guarda caso la Sardegna non è che siano i posti più ricchi d'Italia. La Regione Sardegna nel 2003 fece una legge regionale dichiarando la Sardegna denuclearizzata, poi ci furono una serie di ricorsi, ma quello che è importante è che furono tra l'altro accolti, ma la cosa importante è che questa è volontà dei sardi. E in più nel 2011 abbiamo dichiarato noi sardi in maniera assoluta che non siamo disponibili né per le centrali nucleari né per i depositi di stoccaggio delle scorie. Il danno potenziale non è solo un danno di un pezzo di territorio di servitù, ma anche di servitù, ma soprattutto c'è un problema di danno di immagine. Un'isola che sta puntando oramai quasi tutto sull'agricoltura e sul turismo non può avere all'interno un deposito che per la sua stessa struttura non è una cosa sicura, e soprattutto è un impegno
in temporale molto molto lungo, vedremo dopo perché. Perché le scorie nucleari, quelle di produzione energetica che ora attualmente sono in parte stoccate a Trisaia, all'Enea, in Basilicate, in parte sono nelle zone, diciamo nell'area dove c'erano le vecchie centrali nucleari, soprattutto a Montalto di Castro, la maggior parte delle scorie nucleari sono in fase di processamento in Francia e in Inghilterra, e quelle scorie da contratto rientreranno qui, mentre casualmente le 70 tonnellate di scorie nucleari dell'impianto di 3 Mile Islands, che c'è stato un incidente del 79, noi le abbiamo qui e nel contratto c'è scritto che ce le teniamo. Questa è la solita sudditanza italiana. È chiaro che teoricamente potrebbe essere un sistema sicuro, poi le vedremo le criticità. In realtà, se c'è un incidente, noi saremo assolutamente esposti e tutti perderemo qualcosa. Vabbè, questa è una diapositiva dove ci sono quali sono i vari componenti delle scorie nucleari. Quelle da produzione energetica in realtà sono dei nuclidi di decadimento dell'uranio, che hanno dei tempi di decadimento che vanno da 30 anni del Cesio 137, che è quello di Avantieri del Porto Canale di Cagliari, per intenderci, che è quello che si trovava nel grano dopo Chernobyl, sino a plutonio e alcuni isotopi del plutonio e dell'americio che hanno tempi di decadimento, che vuol dire quanto ci mettono a diventare non pericolosi la metà, che vanno anche addirittura a milioni di anni. Immaginatevi voi se tra 400.000 anni un archeologo trova questa roba, apre, ci trova questa roba scritta in una lingua stranissima, perché noi non riusciamo a leggere la lingua degli egiziani, degli geroglifici, non ci siamo riusciti negli ultimi 100 anni. Immaginatevi cosa succede a un archeologo, trova questa roba e ci avrà un bellissimo regalo dentro. Noi siamo per non lasciare niente di regalo alle generazioni successive. L'altro giorno Mercalli fa un programma molto simpatico sabato sera sull'ambiente, ha raccontato quali sono le 12 paure che hanno gli italiani nei confronti dei pericoli ambientali. Al primo posto ci sono le scorie energetiche, per cui c'è già una paura insita nella parola scorie radioattive. Questo io penso possa essere un punto di forza di questa campagna.